Nei giorni scorsi l'intervista al Nuovo Quotidiano di Puglia ha aperto un nuovo dibattito sul San Cataldo, la possibilità di trovare spazi all'interno della struttura per la facoltà di medicina, quindi per l'università, e questo ha generato una serie di domande e abbiamo, per cercare le risposte, al telefono l'avvocato Michele Pelillo. Buongiorno avvocato. Buongiorno a voi. Lo ricordiamo ai nostri ascoltatori, l'avvocato Pelillo è a capo della costituenda Società Ospedaliera Santissima Annunziata e, per capirci, è la società, diciamo, il percorso, l'iter che servirà a mettere in piedi tutto quello che ha a che fare con la parte giuridica e poi, diciamo, sarà consegnata all'ASL, corretto avvocato? Sì, è corretto. Bene. Avvocato, lei l'altro giorno in un'intervista a Domenico Palmiotti ha detto che servirebbe una variante per cercare nuovi spazi, diciamo, e dare la possibilità agli studenti di medicina all'università di essere fisicamente anche all'interno del nuovo ospedale San Cataldo. Tutto questo, certo, che cosa comporta? Il prossimo 1° ottobre è una data molto importante per Taranto. Il 1° ottobre succede finalmente, aggiungo io, che l'università, la facoltà di medicina entra nell'ospedale Santissima Annunziata. Entra perché inizia il 4º anno della facoltà di medicina a Taranto, e il 4º anno, per legge, c'è la necessità di far frequentare le corsie dell'ospedale agli studenti. Quindi inizia il 1° ottobre un nuovo percorso per la sanità, ma anche per la vita sociale e culturale di questa città. È un percorso che porterà al San Cataldo, che nel progetto dovrà essere un policlinico, quindi una struttura a rilevanza universitaria. Questo è quanto, diciamo. Ecco, ora... È evidente che qualunque policlinico, se noi andiamo in giro per l'Italia e probabilmente anche per il mondo, ha bisogno di strutture universitarie a fianco alla struttura ospedaliera, all'interno della struttura ospedaliera, per infinite ragioni. I docenti saranno i primari del San Cataldo, quindi non è che si può chiedere di avere il dono delle ubiquità e di stare contemporaneamente in più posti. È un fatto abbastanza naturale, diciamo. Quindi mi pare di capire che, ecco, inizialmente non era prevista questa ipotesi. Sì, inizialmente non è stata prevista questa ipotesi, per cui oggi noi ci troviamo una struttura straordinariamente grande e bella, però priva di spazi per l'università. Quanti soldi serviranno per aggiungere questa parte? Ma diciamo che innanzitutto abbiamo già fatto uno studio di fattibilità, per cui è possibile realizzare, e molto presto l'ASL proporrà al Comune di Taranto una variante al progetto. Quindi cominciamo a dire che c'è lo spazio, ci sono le condizioni per realizzare questo nuovo edificio. È chiaro che poi dobbiamo trovare la copertura finanziaria e tutto il resto, se Dio vuole, è stato sistemato. Qui è difficile ancora sviluppare un preventivo, diciamo che parliamo di un costo tra i 15 e i 20 milioni, insomma, in linea di massima. Avvocato, penso che però la seconda domanda che tutti si facciano è: tutto questo comporterà dei ritardi nella realizzazione dell'ospedale? No, io penso proprio di no. Se saremo, celeri a definire questa nuova esigenza, penso di no, perché l'ospedale, come si può anche vedere andandolo a guardare anche da fuori, la costruzione dell'ospedale procede bene, procede abbastanza speditamente, e sta per iniziare la seconda fase, quello delle attrezzature, degli allestimenti, una fase che per un ospedale così grande è una fase molto impegnativa, per cui costruire un altro pezzo di ospedale per la destinazione universitaria potrebbe non comportare un allungamento dei tempi, ma potrebbe essere realizzata in quel tempo che serve, comunque che servirà per il completamento dell'ospedale. È chiaro che quando si tratta di trovare fonti di finanziamento bisogna sempre
Certo, voglio darsi da dire, fare. Ieri è arrivata una nota, oggi ho visto l'intervista realizzata sempre dal collega Palmiotti al direttore Colacicco, che si è detto favorevole, insomma, alla Sì. sua proposta. Ieri ho letto anche le dichiarazioni del consigliere regionale del PD, area politica alla quale in qualche modo lei fa riferimento, Vincenzo Di Gregorio, che ha chiesto una sua audizione nelle commissioni regionali. Avete già fissato incontri? No, ancora ho letto anch'io, voglio dire, chiaramente io sono disponibilissimo, è un'idea abbastanza semplice, un'idea diciamo di buon senso, legata anche a un completamento di questo grande progetto e una razionalizzazione. L'acquisto dell'ex Banca d'Italia fu certamente importante perché è stato acquisito alla ASL un immobile prestigioso e potrà anche essere utile, diciamo, allo sviluppo universitario a Taranto, però certamente la facoltà di medicina non è una facoltà come le altre. In un immobile di prestigio possiamo collocare facoltà umanistiche, possiamo collocare altro tipo di facoltà. La facoltà di medicina difficilmente può essere staccata da un ospedale, ecco. Questo in quel momento probabilmente non fu fatta una riflessione sufficiente. Adesso proviamo a modificare questo stato di cose e quindi a realizzare pienamente quello che è il progetto così ambito, diciamo, da parte di tutti quanti, che è quello del San Cataldo. Grazie all'avvocato Michele Pelillo per aver risposto alle nostre domande, per averci chiarito tanti aspetti di questa vicenda che continueremo a seguire. Grazie avvocato, buon lavoro. Arrivederci, buona giornata.